Buonasera a tutti, amici azzurri, è sempre Forza Napoli, nonostante il risultato, sempre comunque e dovunque, perché tutto il resto è sempre Munizzi. Voglio ormai è scontato, ci dobbiamo solo salvaguardare dal terzo posto, perché queste partite qua si vincono, non esiste proprio, a parte che questa partita proprio è stata sfortunata, meritavamo di vincere, per l'amor di Dio. Un Livorno che si chiude in difesa, proprio là si mette e là non si muove. Ha avuto delle occasioni, sì, da gol, ok, non è che non ha giocato, ha fatto una bella gara, pure il Livorno, però meritavamo di più noi. Da precisare che c'è anche un rigore, ancora un altro rigore per il Napoli, perché il fallo che è stato fischiato su Maggio è stato spinto e i giocatori del Livorno l'hanno preso con le mani, perciò non era fallo contro il Napoli, ma era un altro rigore. Vabbè, non voglio polemizzare. La sfortuna dell'autogol con la schiena di Reina, niente ragazzi, è destinato che ci dobbiamo solo salvaguardare dal terzo posto. Ma fai preliminare, non ci importa, ma almeno blindiamo al terzo posto, perché la distanza è tanta, sono 6 punti, non è tanta, però poi c'ho accucciato. Allora la distanza è tanta, non è, però giustamente la Roma c'ha ancora una partita da giocare, poi ci vieni qua. Ma pure poi si mette oggi, già stiamo nervosi, poi smetti. Comunque, stavo dicendo, la distanza non è tanta, però sono 6 punti, però guardando la partita che deve recuperare la Roma, saranno 9 punti. Mo domenica dobbiamo giocare, domenica sera ci sarà la Roma a San Paolo. Beh, dobbiamo fare una partita, una bella grande partita, e cercare di recuperare almeno 3 punti, perché no, il Napoli si è capito, il Napoli con le piccole soffre e con le grandi fa belle gare, e questo è. Giustamente paghiamo anche l'assenza di Higuain, paghiamo, e lo sforzo che abbiamo fatto contro i Galles, perché noi abbiamo giocato molto, giustamente no, da calcolare, sti romanacci catenacci hanno capito che noi stiamo facendo pure l'Europa League, abbiamo fatto pure la Coppa Italia, e allora se vero necessario, avete capito? È meglio che sto capito, perciò vi dico mangiate voi limone, perché noi teniamo 3 competizioni, voi mi mangiate limone e noi stiamo sempre delle 3 competizioni. Questo è, voi tenete solo campionato, è normale che andate molto un passo in più, è normale che andate un passo in più, non c'è niente da fare. Beh, la speranza è l'ultima a morire, romanacci, catenacci, assicchi e merda, è l'ultima a morire. A Roma, Pjanic, voglio rispondere a Pjanic, che ha detto faremo dei punti contro il Napoli. Beh, se prendiamo questo Napoli qua di stasera, che è stato stanco, perché era stanco, non è che era tanto lucido, però la gara non è che ha fatto una cattiva gara, poteva fare di più, però perché queste partite vanno vinte, è inutile che ci prendiamo in giro, però voglio dire una cosa, se giochiamo la partita come si deve, come aveva fatto la Coppa Italia, caro Pjanic, è inutile che dice i punti non ne può fare, tramrati belli 3 limoni, a questi 3 da pigliate che la Coppa Italia, 3 te pigliamo e io voglio il leggerino, poi sottoscritto schifa vichingri e rubendine, ti mandano una bella cetrata, una bella busta di cetrata rossa e voglio il leggerino. Voglio, il mio pensiero è sempre quello, sempre e solo Forza Napoli, al di là del risultato, al di là di tutto, perché in Napoli siamo sempre Forza Napoli, sempre comunque e dovunque, perché tutto riesce a Monnezzo, voglio un bacione forte, ciao belli.